Olè, allora brindisi con l'acqua! Sì! Claudio ed Anna sono una coppia molto affiatata e come tutti i giorni, finito il pranzo, Claudio si affretta per tornare al È lavoro. tardissimo da andare al lavoro? Ma la fretta si sa, a volte gioca a brutti scherzi. E così Claudio dimentica sul tavolo qualcosa che potrebbe costargli tutta la sua vita. Io non riuscivo a credere a ciò che avevo visto, però mi sono subito detta che non avrei mai e poi mai invaso la sua privacy, e così ho fatto! Per i primi 30 secondi. Poi ci ho ripensato. Codice 01, Claudia ha dimenticato il suo cellulare a casa. Abbiamo 4 minuti e 45 secondi per assimilare, scaricare e sputtanare il sospettato. Veloci! Mentre Anna inizia il suo piano di sterminio dati, a pochi chilometri da lei c'è ancora qualcuno all'oscuro di tutto. Io c'ho un segreto! Ognuno ne ha sempre uno dentro! Ma questa sua serenità purtroppo non durerà a lungo, perché solo in quell'istante Claudio realizza il grave errore commesso. Ho dimenticato il cellulare a casa! Gesù, perché a me? Gesù, perché questo a me? Perché lui ha dimenticato il telefono a casa e se la prende con me? Ma che c'entro io? Io stavo così bene nella pace degli angeli. La verità sapete cosa? Che non c'è più rispetto, non c'è più rispetto. Ok, ho dimenticato il cellulare a casa, ma può capitare. Cioè, in fondo, che cosa mi può succedere? Niente. Chi è lei? Questa signora ha chiamato negli ultimi 2 mesi ben 64 volte, con la media di 2 volte al giorno. Nome nella rubrica memorizzate come mammina! Gliene ho sentito parlare. E lei? Di lei abbiamo un unico messaggio con su scritto "come stai" col cuoricino finale. A quando risale? Al 2005 l'abbiamo trovata nell'archivio di MSN! Ti ho fottuto, bastardo! Ad ogni cellulare incustodito corrisponde una fidanzata psicopatica e investigatrice che a sua volta chiede l'aiuto di altre fidanzate assetate di vendetta. Se si riuniscono danno vita all'FBI, femmine bastarde incazzate. Il cellulare. Il cellulare. Ma noi non ce ne eravamo nemmeno accorte. Meglio. L'ho preso. Amore? Senti, prima di andartene me lo prendi il maglioncino dentro l'armadio? Certo, là? Sì? Certo. Amore, ma chi è questo? Ma che hai fatto? Francesca Giallombardo, piccola stella senza cielo 93, 2005, MSN, ti dice niente? Amore, ma io c'avevo 13 Sapete cosa anni, ne avevo 11. No, ci stiamo capendo male. Quella sera Claudio venne portato d'urgenza al pronto soccorso per un polso fratturato, un naso rotto e 4 costole incrinate. Ma da quella sera Claudio imparò una fondamentale lezione di vita. Ho deciso di eliminare lo smartphone dalla mia vita e mi sono comprato il buon vecchio Nokia. Così se lo dovessi dimenticare a casa, l'unica cosa che può trovare Anna in questo cellulare è il serpente di Snake nudo. Non ci possiamo fare niente. Quando noi donne troviamo un cellulare dimenticato, siamo disposte a scavare all'interno del vostro passato, dei vostri sogni, delle vostre cartelle più segrete, pur di farvi capire chi è che comanda questo mondo. Maschi.